Buonasera dalla redazione del TG10, nei titoli gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. In Calabria arrivano i big nazionali in vista delle prossime regionali. Oggi è stato il giorno di Salvini e Meloni. Basta precari, il leader della CGIL Maurizio Landini oggi a Vibo indica la strada per superare la precarietà, investire su legalità e recuperare il valore del lavoro. Protestano i lavoratori della SIARC di Cosenza, da 4 mesi senza stipendio. Dopo l'arresto di Paola Galeone, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la sua sostituzione. Cinzia Guercio, il nuovo prefetto di Cosenza. Sequestrate 3 navi traghetto della Caronte, denaro, beni e quote societarie per un valore di 3,5 milioni. Orrore a Marcellinara, un cane lupo è stato trovato impiccato ad un cartello stradale. Indagano i carabinieri. Ancora buonasera dalla redazione del TG10. Dunque la politica è in primo piano in questa edizione. Dopo Cesare Zingaretti ieri, oggi è stata la volta di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, leader in Calabria in vista delle elezioni del 26 gennaio prossimo. Cominciamo con la visita di Giorgia Meloni a Catanzaro. Complimenti. Grazie. Come stai? Buongiorno. Ciao Giorgia! La salutano come se fosse una di famiglia, chiamandola per nome. Un'accoglienza calorosa a Catanzaro per Giorgia Meloni, sul palco insieme alla coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Wanda Ferro. Torna in Calabria, questa volta a Catanzaro, per sostenere la candidata alla presidenza della regione, Jole Santelli. Fratelli d'Italia ritiene di poter, contribuire in maniera significativa sia alla vittoria del centrodestra sia chiaramente al futuro di questa terra. Noi siamo qui per parlare di lavoro, per parlare di giovani, per parlare di infrastrutture, per parlare di come si aiutano le famiglie che hanno investito decine di migliaia di euro per crescere ragazzi che poi vanno a pagare le pensioni a qualche francese e a qualche tedesco, di vedere quei figli crescere qui, di avere una possibilità di sviluppo che sia fondata sulle tante specificità, le tante straordinarie bellezze che questa regione ha. Abbiamo tante proposte, le abbiamo fatte a Jole Santelli ovviamente, ma le facciamo soprattutto ai calabresi. Se i calabresi ci danno una mano qui a essere forti e a vincere, penso che le cose possano davvero cambiare. Matteo Salvini invece nel primo pomeriggio a Rende ha incontrato gli agricoltori. Sentiamo. Gli striscioni dei contestatori e i selfie con gli estimatori. Matteo Salvini arriva a Rende per incontrare gli agricoltori della Coldiretti in vista delle elezioni del 26 gennaio, che vedranno per la prima volta la Lega impegnata in Calabria nella competizione regionale. Ai giornalisti presenti, prima del dibattito, il leader della Lega ha parlato delle urgenze del territorio e del suo rapporto con la Calabria. Lavoro, infrastrutture e poi sanità. Mi sono fermato a fare uno spuntino e c'è una signora che da 16 anni, 4 volte all'anno, prende l'aereo per venire a farsi terapia a Milano. Non è normale, siamo nel 2020, una sanità normale, infrastrutture, penso alla statale 106 e lavoro, perché qualcuno a sinistra pensa di colmare i buchi dei calabresi che scappano con gli immigrati. Io vorrei che in Calabria rimanessero i calabresi. Non ho mai avuto idee sui calabresi, ho sempre odiato i pessimi politici calabresi, ieri come oggi. Serve un piano di investimenti per far ripartire la Calabria, lo ha detto questa mattina a Vibo Valentia il segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini, che ha scelto la città di Vibo per dare un segnale di vicinanza ai cittadini dopo l'operazione d'inchiesta Rinascita Scott. Combattere, anzi superare la precarietà di un mondo del lavoro fluido, senza regole né certezze, le vertenze specchio di una realtà e di una Calabria da cambiare. La CGIL chiama a raccolta il mondo del lavoro. Il segretario regionale Angelo Sposato a spiegare e introdurre Maurizio Landini, che punta sul binomio lavoro-legalità. Il lavoro manca e manca anche la legalità. Ed è chiaro che per quello che ci riguarda affermare il lavoro, il diritto al lavoro è lo strumento centrale per combattere anche l'illegalità, perché vuol dire mettere nelle condizioni le persone di essere libere e non ricattabili. Non a caso è stata scelta Vibo Valentia, è qui che è scattata la maxi operazione Rinascita Scott, l'inchiesta coordinata dal procuratore Gratteri che ha portato all'arresto di oltre 300 persone. Abbiamo voluto essere qui proprio per dire che siamo a fianco non solo della magistratura ma anche di tutti i cittadini, di tutte le persone oneste che vogliono essere cittadini liberi e che vogliono migliorare il nostro paese. Necessario, lo rimarca il segretario nazionale della CGIL, un piano del lavoro con impegni precisi. Per creare lavoro c'è bisogno di far ripartire gli investimenti,
serve sbloccare le infrastrutture, serve avere un'idea di sviluppo anche diversa, che vuol dire una maggiore attenzione all'ambiente, che vuol dire pensare a un nuovo modello di sviluppo come anche un nuovo modello di vita, sviluppando in questo caso anche le attività turistiche, non solo industriali, e allo stesso tempo investendo molto sullo Stato sociale. Abbiamo avanzato in questa nostra giornata un piano di proposte ampio che è quello con cui ci vogliamo confrontare con qualsiasi amministrazione ci sarà, perché la CGIL rimane insieme alle altre organizzazioni sindacali un soggetto autonomo e libero che giudica chi governa per quello che fa. La parola lavoro ritorna nei discorsi, nelle frasi dei politici, dei sindacalisti e risuona anche nelle stanze dove al lavoro dovrebbe corrispondere anche un corrispettivo, uno stipendio che spesso in Calabria non solo manca. Sono da 4 mesi senza stipendio i lavoratori della SIARC, protesta questa mattina a Cosenza. La SIARC si occupa delle mense scolastiche cittadine. Lunedì i sindacati presenteranno un'istanza di recupero crediti all'Ispettorato del Lavoro Legalità. Lottano per uno stipendio di circa 200 euro al mese che, da non crederci, non viene pagato, 4 mensilità arretrate per i 35 lavoratori della SIARC, addetti alle mense scolastiche della città di Cosenza, che stamattina hanno occupato il salone di rappresentanza del comune. Che cosa succede? L'azienda vanta un credito di 600.000 euro dal municipio e di conseguenza non paga i lavoratori. Siamo veramente alla follia, perché abbiamo dei lavoratori che hanno contratti part-time, addirittura alcuni di 10 ore settimanali, e che quindi parliamo di salari bassissimi che però sono essenziali per la sopravvivenza di queste famiglie. Addirittura hanno un contratto farlocco, perché a luglio, ad agosto non vengono neanche retribuiti perché si interrompe il servizio, pur avendo un contratto a tempo indeterminato. E allora di cosa stiamo parlando in questo paese? Non abbiamo nessun diritto, abbiamo bisogno di interloquire con il datore di lavoro, che in questo caso non è solo l'azienda ma è l'ente pubblico, è l'ente affidatario. Non è pensabile che questi lavoratori continuano a lavorare senza percepire lo stipendio. L'azienda si giustifica sul fatto che il comune non paga le fatture, però poi alla fine tutto questo va a ricadere sui lavoratori. Noi chiediamo intanto al sindaco di venire qua a darci qualche risposta, perché il comune è l'ente appaltante del garante del servizio. Con i lavoratori rimarremo qua al comune fino a quando qualcuno non ci riceve e non risolve la problematica. Una situazione che è uguale a Rende e a Corigliano Rossano, dove i dipendenti della SIARC ieri hanno incrociato le braccia. A Cosenza oggi il servizio mensa negli istituti scolastici è stato garantito, pare da lavoratori arrivati da altre province. Il sindacato già promette battaglia. Intanto lunedì sarà presentata un'istanza all'Ispettorato del Lavoro per il recupero dei crediti dei dipendenti. Secondo quanto si è appreso infine, i rappresentanti dei lavoratori si sarebbero rivolti ai NAS. Un'avvertenza che ci pone una domanda: cosa è diventato il lavoro? Dopo l'arresto di Paola Galeone, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la sua sostituzione. Cinzia Guercio è il nuovo prefetto di Cosenza. Si insedierà ufficialmente lunedì 20 gennaio Cinzia Guercio, il nuovo prefetto di Cosenza, nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta di Luciana Lamorgese, ministro dell'Interno, per sostituire Paola Galeone, finita gli arresti domiciliari a Taranto il 2 gennaio scorso con l'accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, dopo la denuncia dell'imprenditrice Cinzia Falcone. Cinzia Guercio dunque sostituirà la Galeone e si insedierà fra una decina di giorni, poco prima delle elezioni regionali. Ha un curriculum di tutto rispetto. Dopo la laurea in giurisprudenza ha iniziato la sua carriera nel corpo della Polizia di Stato, divenendo nel 2011 prefetto per la prima volta. Diverse le commissioni straordinarie per amministrazioni di comuni ed enti da lei presiedute. Dal 2013 al 2019 è stata nominata responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Ministero dell'Interno e dal febbraio 2017 fino all'agosto 2018 è stata incaricata direttore centrale dei servizi tecnico-logistici della gestione patrimoniale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Dal 28 novembre 2018 ha guidato la prefettura di Serre,
Isernia ed ora è stata trasferita a Cosenza. Vi mostriamo un articolo a lei dedicato quando gestì la difficile fase di transizione a San Giuseppe Vesuviano, comune sciolto per infiltrazioni mafiose, affrontando in prima linea la battaglia contro il pizzo. Non appartengo ad alcuna loggia massonica deviata né a cosche di 'ndrangheta. Si è difeso così ieri dinanzi al Tribunale del riesame Giancarlo Pittelli, coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott. I legali ne hanno chiesto la scarcerazione. Ha parlato a lungo Giancarlo Pittelli in videoconferenza dal carcere di Nuoro. L'avvocato, ex parlamentare di Forza Italia, si è difeso nel corso dell'udienza al Tribunale del riesame di Catanzaro, respingendo con forza le accuse. Non sono addetto né mafioso né massone, non appartengo ad alcuna loggia né a cosche di 'ndrangheta. Ha precisato inoltre, ripercorrendo la sua carriera sia professionale che politica, di non volersi sottrarre ad alcun chiarimento. A Pittelli, coinvolto nell'inchiesta Rinascita Scott della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che ha portato il 19 dicembre scorso all'arresto di 334 persone, viene contestato in particolare di essere intraneo vicino alla cosca di Limbadi nel Vibonese. I difensori del penalista hanno chiesto la revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico. I due pubblici ministeri, Anna Maria Frustaci e Antonio De Bernardo, hanno chiesto la conferma del provvedimento restrittivo e del capo di imputazione di associazione mafiosa, così come stabilito dal giudice per le indagini preliminari a carico di Pittelli. I pubblici ministeri hanno inoltre depositato i verbali delle dichiarazioni del pentito Vincenzo Marino e altri atti riguardanti, tra gli altri, il tenente colonnello dei Carabinieri Giorgio Naselli, ex comandante del reparto operativo di Catanzaro. La decisione del Tribunale dovrebbe essere depositata entro lunedì prossimo. Con la cronaca, sequestrate 3 navi traghetto della Caronte, denaro, beni, quote societarie per un valore di 3,5 milioni di euro. Ancora guai per Caronte Tourist, la società di navigazione leader dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina, i cui vertici sono stati coinvolti poco prima di Natale nell'inchiesta che ha portato all'arresto del sindaco di Villa San Giovanni, città nella quale Caronte Tourist ha la sede, e di professionisti accusati di avere creato un sistema attraverso il quale garantire benefici alla stessa società e alimentare prebende. Questa volta la cronaca riferisce di un provvedimento di sequestro eseguito dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziario di Palermo e dei loro colleghi di Messina. Il provvedimento di sequestro arriva a seguito di un'inchiesta della procura della città peloritana. Sigilli sono stati posti a 3 navi, la Pace, la Caronte e la Ulisse, sequestrate inoltre ingenti somme di denaro, sigilli anche a beni mobili e immobili e quote societarie, valore complessivo 3 milioni e mezzo di euro. I reati ipotizzati: truffa, falsità ideologica e frode nelle pubbliche forniture. Adesso, qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia, la bella storia a lieto fine del lupo Arvo, che è stato trovato ferito al bordo di una strada ed è stato poi, dopo le cure del caso, liberato nel suo habitat naturale. Ebbene, oggi invece vi mostriamo delle immagini, vi raccontiamo una storia invece bruttissima di un cane lupo che è stato trovato appeso ad un segnale stradale a Marcellinara. Queste le immagini agghiaccianti che arrivano da Marcellinara, nel Catanzarese, un cane lupo impiccato al cartello stradale posto all'ingresso del paese. Un episodio di crudeltà che suscita sdegno, orrore. A questo purtroppo arriva la cattiveria e la stupidità dell'uomo, una vicenda agghiacciante che stride con la bella storia del lupo Arvo, salvato da 2 automobilisti, curato in una clinica veterinaria di Cosenza e poi rimesso in libertà. E così, se da una parte ci sono persone attente e sensibili verso gli animali, dall'altra c'è chi compie ancora gesti crudeli come questo. Ma chi è il responsabile? Perché accanirsi così nei confronti del povero animale? E quanto stanno cercando di accertare i carabinieri della stazione di Marcellinara, che sull'accaduto hanno avviato indagini. In queste ore gli inquirenti stanno verificando l'eventuale presenza nella zona di telecamere private o circuiti di videosorveglianza. Si spera si possa presto risalire all'autore o agli autori di questo atto ignobile, affinché possano essere puniti così come previsto dalla legge. E adesso i nostri 100 secondi di cronaca, vediamo.
I carabinieri della stazione di Marina di Gioiosa Ionica e NAS di Reggio Calabria hanno sequestrato su ordine del Tribunale del Riesame del capoluogo dello Stretto il poliambulatorio locale in via Sturzo, riscontrate e documentate diverse criticità sul piano igienico-sanitario. In stato confusionale correva nudo per strade, accaduto a Cosenza, l'uomo è stato portato in ospedale in preda ad una crisi confusionale, la scena è stata ripresa da alcuni passanti. Perseguitavano la vicina, misura cautelare per 2 coniugi eseguita dalla polizia di Catanzaro. L'uomo, un 61enne marocchino, è finito in carcere, divieto di avvicinarsi alla vittima invece per la moglie, una cittadina italiana. I carabinieri della stazione di Catanzaro Gagliano hanno denunciato in stato di libertà una 28enne della provincia di Brindisi con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali stradali. Lo scorso mese di novembre investì un pedone e non si fermò per prestare soccorso. Gli accertamenti eseguiti, le testimonianze acquisite e le immagini estrapolate da alcuni impianti di videosorveglianza hanno permesso di individuare prima il mezzo e successivamente di arrivare ad identificare la donna che lo guidava, che si trovava quel giorno a Catanzaro per motivi di lavoro. Un incendio a Corazzo di Scandale nel Crotonese ha tenuto impegnate per alcune ore le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale pitagorico. Le fiamme hanno interessato un fienile e distrutto oltre 1500 rotoballe, mentre il forte calore ha reso inagibile l'intera struttura. La polizia di Gioia Tauro e la capitaneria di Porto, durante un controllo di un furgone, hanno rinvenuto prodotto ittico 9 lame di sarda suddiviso in 105 cassette di polistirolo per un totale complessivo di 525 kg, pescato in violazione della vigente normativa in materia di taglia minima consentita per la cattura e la conservazione della specie. Inoltre è stata accertata la presenza di 150 kg di gamberi suddivisi in 30 cassetti di polistirolo e privi di documentazione attestante la tracciabilità della provenienza. La direzione aziendale del grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria in una nota ha comunicato che la diagnosi di sepsi meningococcica che ha causato il decesso della sedicenne è stata confermata dall'Istituto Superiore della Sanità di Roma, che ha effettuato un ulteriore controllo sui campioni biologici inviati dal laboratorio di microbiologia dell'ospedale Reggino. Si coglie l'occasione intanto per caratterizzare il meningococco, che è risultato appartenere al sierogruppo capsulare B, e poi per ricordare che un caso isolato di malattia non impone alcun allarme per la comunità. Le procedure vaccinali cui ricorrere senza alcuna attuale urgenza, secondo quanto stabilito dai protocolli, sono la vera arma efficace contro le infezioni, quindi niente allarmismi, ma vaccinazione così come previsto per le fasce che devono sottoporsi a questa misura per evitare o attenuare il rischio di contagio. E adesso andiamo invece a parlare della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, che ha presentato il piccolo manuale di alfabetizzazione finanziaria, mutualistica e cooperativa, scritto da un giovane e rivolto ai giovani. Si chiama Piccolo manuale di alfabetizzazione finanziaria, mutualistica e cooperativa ed è stato scritto da Emilio Bisignano, edito da ECRA Fondazione Terzo Millennio. Si tratta di un volumetto di facile fruizione presentato alla presenza di molti giovani nel corso dell'incontro Lo Spread, questo sconosciuto, che si è tenuto nella sala De Cardona della BCC Mediocrati. Questo libro parte dal dare una panoramica di educazione finanziaria per tutti, con un taglio facile e immediato, e ci sono anche dei focus particolari sulla mutualità e sulla cooperazione, ovvero si dà anche spazio ad un modo nuovo, innovativo, appunto cooperativo e mutualistico di fare banca e di intendere in generale l'economia. Se ne sente tanto parlare oggi del termine economia civile, anche Papa Francesco lo ha promosso con un evento ad Assisi nel prossimo aprile. Sono nuove prospettive per un'economia sostenibile, inclusiva e che guardi agli ultimi, ma che riesca a mettere insieme profitto e importanza alla persona. Il volume è un motivo d'orgoglio per la BCC Mediocrati, visto che l'autore ha guidato anche il club dei giovani soci della banca. È stato prodotto da un giovane socio nostro a cui va il merito di essere cresciuto nella banca, nel club dei giovani soci, e quindi siamo orgogliosi di questo, perché un giovane produce qualcosa per gli altri giovani. La presentazione del volume inaugura una serie di iniziative della Fondazione Terzo Millennio. La Fondazione, oltre a tanti altri versanti, è impegnata
nell'educazione finanziaria, con una declinazione specifica nei confronti delle giovani generazioni. Questo è coerente con le finalità istituzionali del credito cooperativo, che di generazione in generazione propone e sviluppa pratiche di buona gestione del risparmio e di sostegno alle economie locali. Adesso parliamo invece di una tombolata di solidarietà che si è svolta a Crotone. 73. Vince la solidarietà nella tombolata benefica organizzata dal Liceo Classico Pitagora di Crotone in collaborazione con la Caritas di Crotone Santa Severina. Il ricavato è stato devoluto per la gestione del dormitorio della Caritas, un'unione di intenti per uno scopo sociale e di solidarietà. Gli studenti hanno voluto partecipare con spirito di iniziativa e sacrificio e ciò testimonia come anche da piccoli ci si impegni nel sociale. Della solidarietà nei giovani, nei giovanissimi che sentono, ho parlato con loro poco fa, sentono veramente quasi come un'esigenza il doversi mettere in gioco per il volontariato. Essi stessi, loro stessi sono protagonisti, oltre che nella tombolata di questo servizio, quindi ben venga, è una benedizione. Una mano, un sostegno partendo dalla scuola per aiutare gli altri, un piccolo passo ma concreto che va verso la direzione dell'educazione alla cittadinanza attiva. La mission è questa, educare i ragazzi quindi a vivere un futuro sostenibile. Si parla tantissimo di sostenibilità, l'agenda 2030 va in questa direzione, uno dei 17 goal è proprio questo e quindi cominciamo dalla realtà scolastica, cominciamo dal piccolo, anche da questo gesto simbolico della tombolata solidale, per poi augurarci che la cosa diventi sempre più grande, sempre più importante. Le previsioni del tempo per le prossime ore con gli esperti di Meteo in Calabria, vediamo. Sebbene insidiata da una perturbazione atlantica in grado di rinvigorire la massa d'aria instabile presente sul Nord Africa, l'alta pressione continuerà a proteggere il territorio calabrese nella giornata di venerdì, mentre da sabato un suo ulteriore cedimento permetterà l'ingresso di correnti orientali che potrebbero produrre un debole peggioramento del tempo per domenica. Domani parzialmente nuvoloso ovunque, con nuvolosità più persistente su Cosentino e Crotonese, ma senza fenomeni degni di nota. Temperature in lieve diminuzione le massime. Passiamo a mari e venti. Domani mari poco mossi, a tratti mossi solo lo Ionio Cosentino e Crotonese, sul Tirreno venti in prevalenza da est, moderati sui bacini cosentini, deboli altrove. Sullo Ionio venti dai quadranti settentrionali, moderati sui bacini cosentini e crotonesi. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo domani nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.